Pasqua è alle porte con un sapore dolce e amaro. Le aziende agroalimentari tra rincari e carenza di lavoratori di fronte a una filiera sempre più complessa. Non mancheranno tra i bancali colombe e uova, ma quest'anno la sorpresa sarà il prezzo. Ingente aumento delle spese per le materie prime lievitano i costi di produzione per le aziende dolciarie, rincaro che si riflette anche sugli scaffali. Cambiamenti climatici per costi di trasporti, per vari fattori, politiche economiche dei vari stati. Nelle ultime settimane abbiamo sentito dei dazi, quindi questo comunque incide un po' sono più fattori che incidono su tanti costi che chiaramente ricadono poi sul prezzo finale. Andamento positivo nonostante le difficoltà economiche, con una domanda di crescita sul mercato. A frenare però il rilancio è il problema della manodopera. 1800 su 2700 in Veneto i dipendenti che mancano, cifra considerevole, circa il 67%. A volte qualcuno, magari anche per raggiunti i limiti di età, non avendo un ricambio generazionale e una struttura che può rimanere in piedi, decide anche di chiudere e questo impoverisce comunque il paese e la società. Si punta ai giovani, dunque, un passo fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli enti di formazione da parte del Confartigianato. Una maggiore presenza all'interno delle scuole da parte degli stessi imprenditori, portavoce diretti in grado di trasmettere il lavoro, ma anche la gestione d'impresa. Le iscrizioni ci sono, poi qualcuno chiaramente finisce il suo percorso scolastico e decide di fare un'altra strada. Al momento però c'è talmente tanta richiesta che tutti quelli che escono non riescono a colmare questo gap che si è creato nel corso degli anni.